Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo un po' di differenza tecnica, diciamo così, tra magia nera, magia bianca e magia rossa. Però prima di iniziare questo excursus, questa piccola pillola, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale di Ildegana Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi gloriosi Facebook e anche in Telegram, dove alle 20:30 lunedì sera il Degana Marietto Veneziano qua di Vatti da Milas tengono un percorso esoterico gratuito, siete tutti invitati. Bene, parliamo un po' di questa magia nera che si sente parlare in tutte le salse e in tutti i modi sul web. Nascono gruppi sui social di santoni che fanno voodoo, magia nera, voodoo, insomma fanno un po' di tutto e predicano che fanno miracoli. Però c'è un però, cioè nel senso che la magia nera si usa solamente in casi molto particolari e non c'entra niente con gli avvicinamenti, con i legamenti di amore chiaramente e quant'altro. Quindi quando voi trovate sul web gruppi in cui dicono che col voodoo hanno riunito, hanno avvicinato persone, questa è una grande, come si suol dire, favola, perché nella realtà per unire due persone si usa un mix di magia bianca e magia rossa, che poi chiaramente questi sono degli involucri e dentro questi involucri poi il vero esoterista, il vero mago di alta magia operativa attiva le sue varie correnti tecniche, cioè nel senso non tutti i maghi usano ad esempio la magia solomonica, altri usano altri strumenti, però chiaramente non ha niente a che vedere con la magia nera. La magia nera è qualcosa di più, come si suol dire, terra-terra, è qualcosa anche che va verso le persone di basse vibrazioni, è una tecnica che si usa più che altro per difensiva e di attacco verso persone che effettivamente hanno attirato verso di loro un karma molto pesante e quindi di conseguenza bisogna o allontanarsi in modo deciso oppure difendersi in modo pesante, no? E quindi non ha niente a che vedere con l'attirare persone confacenti o diciamo a livello vibrazionale equivalenti a voi. Quindi è chiaro che quando uno attiva, come si suol dire, una ricerca, un avvicinamento o un legamento d'amore e chiaramente si va a utilizzare la magia bianca e rossa che, come ho detto, ripeto, ogni poi esoterista ha una sua, come si dice, simpatia, empatia con certe tecniche che poi passano da quella salomonica a quella cubana, a quella egiziana e quant'altro. Quindi è chiaro che quando qualcuno mi contatta e mi chiede se si può usare il voodoo per avvicinarsi a Caio Sempronio o viceversa, avere un legamento d'amore con questo o con quest'altro, la magia nera non serve. Purtroppo sul web si leggono tante frignacce, tante cose distorte e purtroppo alcune persone magari si fanno ingabolare. Quando queste persone vi offrono questi servizi, chiaramente si parla di persone di basso lignaggio, di basso piano, come si dice, vibrazionale e quindi molto probabilmente la cosa funziona, ma molto probabilmente poi ci saranno dei danni collaterali importantissimi. Quindi per fare degli avvicinamenti di solito il vostro Marietto consiglia l'Adagida, prima di tutto perché è più veloce, secondo non lascia nessun tipo di strascico vibrazionale. L'unica cosa che il vostro Marietto consiglia è di stare attenti se quella persona che voi volete avvicinare poi a livello caratteriale è per voi, cioè è burro per il vostro panino, nel senso che alcune volte si ricercano dei legamenti o degli avvicinamenti con persone che effettivamente non vale neanche la pena stare lì a guardare, perché a livello vibrazionale sono persone un po' scarsine e quindi quella persona che magari è stata abbagliata da dei momenti di fulmine, diciamo così, ormonali, poi nella realtà magari cerca questa operazione per ritornare nei vecchi splendori e poi quando si avvicina di nuovo il soggetto ci si rende conto che era aria fritta, non era niente di concreto. Quindi il vostro Marietto alcune volte
già prima di partire con queste operazioni di magia bianca o magia rossa, avverte il cliente o il committente che la cosa andrà sicuramente a buon fine, però ci saranno dei risvolti alla distanza. Poi bisogna stare sempre attenti a una cosa: quando una persona viene legata o avvicinata, poi ci rimane, nel senso che se voi mettete un pensiero in queste persone di avvicinarsi, poi quando lui torna dovete pensare che magari ai primi mesi la cosa è simpatica, però dopo, quando voi vedete realmente com'è il soggetto, cioè è come quelli che lasciano questo piano vibrazionale: se uno è basso di astrale dall'altra parte, non è che diventa un santo. E lo stesso questi, quando questi vengono avvicinati, se prima erano dei birichini, dei narcisisti e si vendevano bene, quando tornano senza maschera, è chiaro che voi vedete realmente com'è il soggetto. Quindi attenzione prima di tutto a fare operazioni di questo stile, di questa qualità, e chiedere sempre all'esoterista: ma questo qui nella realtà a livello vibrazionale è come me, o è pure un narcisista, un egoico, o è un personaggio che vuole solamente cercare il lato economico, o vuole farmi fare da cameriera o cameriera per tutta la vita e non mi darà mai niente di concreto. Perché bisogna anche essere realisti, soprattutto il lato femminile, che molte volte si fa guidare dall'emozionale e non dal cuore, cioè nel senso del cuore ma non dalla testa, ecco, mettiamolo così. Il vostro marietto è chiaro, spiega sempre subito bene le cose. In ogni caso ci vuole tempo, ci vuole il suo tempo, perché ad esempio anche la Dagida, ve l'ho detto, dopo un mese inizia a operare. Chiaro, ci sono colpi fortunati che subito dopo le prime 7-8 operazioni funzionano, ma di solito entrano in circolo dopo un mese, proprio perché deve lavorare nel campo dei corpi sottili tutta l'energia che viene mandata. Bene cari amici, il vostro marietto è finito qui. Spero che questa pillola un po' esplicativa vi abbia dato un'idea meno confusa di quello che gira su internet. Vi chiedo, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Indegare Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi di Facebook. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!